Eccoci con Thomas Maggiò, ho inquadrato la tua gamba, forse più il ginocchio. Partiamo da lì, che cosa ti è successo? Sì, purtroppo subito nei primi 10 minuti dopo una triangolazione con Zanutto ho calciato in porta, ho calciato male e mi si è un attimo girato qui il ginocchio. Perciò hai giocato tutta la partita un po' in sofferenza. Sì, ho cercato di tenere duro, fino alla fine, ho cercato di rendermi utile per la squadra, visto il momento, visto che comunque mi considero un giocatore importante ed era giusto dare tutto quanto per questa società e questi tifosi, per tutti, per la squadra. Sì, tu sei un giocatore che ti viene riconosciuto l'impegno massimo tutte le domeniche, dai anche l'anima in campo, non sempre purtroppo si raccolgono i risultati sperati anche se si dà l'anima e il cuore, però andando sulla squadra come collettivo oggi cosa ti è sembrato? Oggi ho visto una squadra veramente affamata, ho visto una squadra che ha cercato di mettere sul campo le idee che già il mister Gallina ha proposto in settimana. Peccato perché anche il secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, bravissimo il portiere loro, però con questo spirito, con questa voglia, questa fame sono sicuro che possiamo fare veramente bene ancora. Sì, dicevo prima al mister che comunque al di là che siamo un po' dietro in classifica abbiamo ancora parecchio tempo davanti, parecchi turni, parecchie partite, perciò con lo spirito di oggi si può essere insomma, positivi almeno col pensiero. Assolutamente, il campionato è ancora lunghissimo, l'importante è metterci sempre questa determinazione e questa voglia e poi i 3 punti arriveranno, i 3 punti sono sicuro che arriveranno. Bene, grazie Thomas, ci vediamo alla prossima sempre se il ginocchio tiene. Va bene, grazie a voi. Ciao.